Venerdì 29 dicembre 2023, un cordiale saluto a tutti voi, carissimi amici radioascoltatori, e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluno, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepa ci accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Ecco come si apre quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano riguarda il Veneto, una nuova infrastruttura, la Pedemontana taglia il traguardo, questo è il titolo che accompagna anche la foto di copertina. È inaugurato l'ultimo tratto di 22 km, ora manca solo il raccordo con la A4, pronto a marzo. In questo scatto vediamo la galleria di Malo, ultimata tra mille difficoltà, percorribile da stasera. L'approfondimento nell'edizione regionale da pagina 2 a pagina 3. Notizie invece che riguardano il territorio bellunese. Vigilanza olimpica caccia a 1117 eletti. Milano Cortina 2026, il vice premier sulla pista da bob, non esiste un piano B. Appello del prefetto agli albergatori, posti per ospitare le forze dell'ordine. E se salta il bob a Cortina, facciamo in modo di andare a Cortina, risponde Sornione, il ministro delle infrastrutture e vice premier Matteo Salvini. Come dire, non ci sono piani B, almeno in Italia. Parla di Olimpiadi anche il prefetto di Belluno, che lancia un appello agli albergatori. Abbiamo necessità di 1117 posti letto per alloggiare le forze dell'ordine, dateci una mano. Gli approfondimenti da pagina 4, 28 e 29. Idroelettrico, Bottacin, la Lega dica se vuole tutelare noi bellunesi, l'approfondimento di Liprandi a pagina 17. Longarone, carabiniere muore d'infarto sulla scrivania della caserma, tragedia in questo comune del bellunese, l'approfondimento a pagina 26. Altri richiami dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, violenza sulle donne, oggi l'addio a Castelfranco, Vanessa, ultimo SOS alla madre ma la telefonata non è partita, un ultimo tentativo disperato di Vanessa di contattare al telefono la madre prima di essere uccisa. L'approfondimento di Filippi vi aspetta a pagina 12. Una triste conquista, l'enciclopedia Treccani, femminicidio, parola del 2023. Femminicidio è questo il sostantivo scelto da Treccani come parola del 2023, un brutto segno dei tempi. Per quanto riguarda la politica, le mosse del governo, trovata l'intesa sul superbonus, decreto e aiuto ai redditi bassi. Il superbonus esce dal milleproroghe, il governo ha trovato l'accordo per mitigare lo stop e la nuova regolamentazione verrà varata a breve con un apposito provvedimento. La riforma del fisco, nuovi scaglioni per l'IRPEF, ecco gli effetti in busta paga. Chi guadagna e chi no con la riforma del fisco approvata dal Consiglio dei Ministri, le nostre simulazioni sugli stipendi, l'approfondimento da pagina 7 a pagina 8. E ancora l'assist Zaia, terzo mandato, Salvini rilancia lo stop e limite alla democrazia. Il ministro Matteo Salvini ieri gomito a gomito con Luca Zaia rilancia sul terzo mandato, la democrazia non va limitata. E ancora la nuova frontiera della salute, la telemedicina nei rifugi, l'approfondimento di Suani a pagina 18. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia messa in primo piano riguarda la tragedia avvenuta nella caserma dei Carabinieri di Longarone. Carabiniere muore in caserma. Alessandro D'Alfonso, 52 anni, era appena rientrato dal lavoro di pattuglia e si è accasciato davanti al computer. La tragedia mercoledì sera a Longarone. Il militare viveva a Belluno, un mese fa aveva pianto la scomparsa del padre. Si è accasciato mentre era al computer in caserma ed è morto per infarto fulminante. Carabinieri bellunesi in lutto per la tragedia che ha colpito la stazione di Longarone, dove mercoledì è deceduto in servizio l'appuntato scelto qualifica speciale Alessandro D'Alfonso. Il militare aveva 52 anni, era originario di Piana di Vedoia, in comune di Ponte, ma abitava da tempo in via Lungardo a Belluno. Lascia la moglie Anita e due figlie di 16 e 22 anni. Il comando provinciale si stringe alla famiglia e promette: non li lasceremo soli, ci prenderemo cura di loro. Solo un mese fa era morto il padre del carabiniere Franco D'Alfonso. L'approfondimento di Bonetti. A pagina 5 vediamo un primo piano di Alessandro D'Alfonso, venuto a mancare improvvisamente a causa di un infarto nella caserma di Longarone.
Pieve di Cadore, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione, nella prima pagina del Corriere delle Alpi, la telemedicina contro i malori a servizio di escursionisti e sciatori. La sanità bellunese, per prima in Italia, sperimenta la telemedicina a servizio di sciatori ed escursionisti e più in generale di chi frequenta le alte quote. Tocca al rifugio Faloria fare da apripista, ma con il prossimo anno si pensa di estendere il progetto ad altri 10 rifugi. L'interfaccia sarà il gestore opportunamente formato. La foto di copertina del Gazzettino ci porta a Santa Giustina, via l'asfaltatura, riapertura vicinissima, cavalca ferrovia ormai quasi pronto, lavori in corso ieri mattina per l'asfaltatura del cavalca ferrovia di Formegana. Siamo appunto nel comune di Santa Giustina Bellunese. Preso bracconiere e cacciatori felici per l'arresto, l'operazione dei forestali in Cansiglio trova un sostegno forse un po' a sorpresa. L'arresto di un noto bracconiere preso in flagranza dai carabinieri forestali ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai cacciatori. Lui è GB, queste le sue iniziali, 60 anni di Tambre, finito in cella dopo un blitz dei militari in Pian Cansiglio. Lo stavano tenendo d'occhio da settimane, era un recidivo. Martedì è stato trovato con un cervo da poco ucciso e un fucile detenuto illegalmente. Da quanto raccontava l'uomo, uccideva la selvaggina per poi vendere nella carne, soldi che gli sarebbero serviti per vivere. L'approfondimento a pagina 11. Olimpiadi 2026, pochi posti letto per le forze dell'ordine, l'approfondimento di Giovanni Santina a pagina 2, Belluno, guerra ai dissesti e battaglia dell'acqua, la regia di Bottacin sui fronti più delicati. L'approfondimento di Federica Fant a pagina 3. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno: Feltre, Palazzo Osasio in vendita, scuola Sandi a rischio. Cortina, un bilancio da 60 milioni, 35 destinati alle opere. E ancora gran concerto di Capodanno con cena martedì 2 gennaio al Teatro Buzzati. E sempre per quanto riguarda la musica, coro Cortina, mancano voci, annunciato lo scioglimento. E ancora al Pago a San Silvestro, nuova festa in riva al lago di Santa Croce. Dalle 18 di domenica 31 dicembre il passaggio all'anno nuovo sarà celebrato all'interno di un tendone riscaldato tra musica e finger food. L'approfondimento di Marsiglia a pagina 10. Addentriamoci quindi all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno. La prima notizia riguarda le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Servono 1117 alloggi per le forze dell'ordine. Albergatori, fatevi avanti. Il prefetto Savastano si muove per tempo per evitare quanto accaduto ai mondiali e dice bisogna trovare una sistemazione vicino a Cortina, ancor meglio se in paese. Tutti vogliono i giochi e la pista da bob, ma bisogna essere in grado di ospitare militari e poliziotti. Questa è la dichiarazione del prefetto Mariano Savastano. E ancora, lavori anche con 5 gradi sotto zero, le 3 varianti pronte entro il 2025, blitz nei cantieri e regole per prevenire infiltrazioni criminali, così faremo anche per l'opera in Galleria Comerico. Ulteriore dichiarazione del prefetto di Belluno, Mariano Savastano. Difesa del suolo, guerra ai dissesti, investiti 45 milioni dopo i 647 di Vaia. L'assessore Bottacin tira le somme del 2023. In Veneto sono stati investiti oltre 108 milioni, opere fondamentali in un anno con 8 stati di crisi. Un grazie va alla protezione civile. La storica battaglia sull'acqua non si deve fermare, ulteriore approfondimento. La battaglia per l'acqua è stata l'ultimo tema affrontato ieri da Giampaolo Bottacin, assessore regionale, una battaglia trasversale a tutti i partiti, iniziata molti anni fa per vedere riconosciuto un ristoro al territorio sfruttato. Siamo a pagina 5, la tragedia che ci porta a Longarone, carabiniere si accascia e muore al lavoro. L'appuntato scelto Alessandro D'Alfonso, 52 anni, deceduto durante il turno mercoledì nella stazione di Longarone. Montato alle 18, dopo essere uscito in pattuglia, il militare stava operando al computer quando ha avuto un infarto. L'appuntato scelto qualifica speciale D'Alfonso era in servizio nella stazione di via Bortolo Lares a Longarone, dove lavorava ormai da più di un ventennio. Sono gli stessi carabinieri a spiegare l'accaduto in una nota di cordoglio diffuso ieri dal comando di Viale Europa. Mentre era in servizio di pattuglia, era entrato per qualche istante alla stazione di Longarone. Alessandro è stato colto da un improvviso malore e, nonostante l'immediato soccorso prestato dai colleghi e dal personale del 118, ci ha lasciato. L'uomo si è accasciato mentre stava lavorando al computer per non riprendersi più. Tecnicamente si tratta di un infortunio sul lavoro, le cause naturali del decesso sono chiare fin dall'inizio e la salma è stata messa subito a disposizione dei familiari dall'autorità giudiziaria. È toccato poi ai colleghi dei radiomobile intervenuti
avvenuti verso le 22 a Longarone, con il comandante della stazione a avvertire la famiglia del militare. Hanno bussato alla porta della moglie Anita in via Lungardo informandola della tragedia, un dolore che ha colpito anche le due figlie, Sabrina e Daniela di 22 e di 16 anni, la mamma di Alessandro, Sara e il fratello Christian che solo un mese fa avevano dovuto dare l'ultimo saluto al marito e padre Franco. Altro lutto per quanto riguarda in questo caso il capoluogo, l'insolita telefonata di mio padre prima di morire. Il figlio di Valerio Sani ieri ai funerali ha voluto condividere l'ultimo contatto avuto con il congiunto, non l'aveva mai fatto. Siamo a pagina 7, il telefono squilla, c'è la linea nuova a Pian del Monte. L'assessore Dal Ponte, un intervento durato oltre un mese che ha risolto i grossi problemi strutturali, notizia che riguarda il capoluogo bellunese. Studenti al presidente della provincia, fate subito qualcosa per il trasporto, una delegazione di azione studentesca ricevuta ieri a Palazzo Piloni. Vediamo appunto in questo scatto gli studenti che consegnano il documento al presidente della provincia Roberto Padrin. Notizie da Feltre invece con pagina 8, comune pronto a vendere Palazzo Zasio, sul mercato la struttura di via Mezzaterra che un tempo ospitava l'ufficio tecnico e il comando della polizia locale. Alessandro Del Bianco dell'opposizione, verrà così sfrattata la scuola di musica Sandi e per ora non ci sono alternative. Tra le allineazioni anche la sede dell'Inps cittadino, l'istituto ora necessita di minor spazio. Sempre da Feltre on Ice, domani sera spettacolo al Palaghiaccio. In pista ci saranno grandi campioni delle due lame provenienti dall'Italia e dall'estero. Il sipario si alzerà alle 20, i biglietti si potranno acquistare al botteghino e anche online. Notizia da Cesio Maggiore, RSA aumentano rette e posti letto. Nel 2024 il comune prevede che la casa di riposo Rostirolla 3 ospiti in più, diminuendo in questo modo le liste di attesa. Il sindaco Zanella, per il personale e il mantenimento della struttura dobbiamo far pagare l'8% in più. Contiamo molto sulla parafarmacia di Busche che presto potrà offrire servizi innovativi. E rimaniamo nel Feltrino. Santa Giustina, riasfaltato il cavalcavia, la statale 50 può riaprire ed ecco la foto che documenta ormai i lavori giunti al termine. Feltre, Babbo Natale arriva al Casel di Foene con i doni ai bambini del doposcuola. San Gregorio, domani nell'Arcipretare l'atteso concerto natalizio. Attesi sul palco i coristi in arrivo da Valdobbiadene, il soprano Sara Cecchin e Manolo Darold. Passiamo in Alpago, in riva al lago per brindare il nuovo anno. Il titolare del Baywatch a sorpresa organizza una festa a Poiatte con tendone riscaldato, musica e finger food. L'ingresso sarà libero, si pagherà solo la consumazione. Ho pensato che anche d'inverno è bello vivere questo luogo. Dalle 18 alle 4 del mattino sarà una maratona a suono di rock con DJ Bisso e poi con la band Gran Caffè Italia. Longarone, la fiera scelta per le cene dell'occhialeria, non solo Luxottica, in 3.000 per Telios, Marcolini e Derigo hanno festeggiato il Natale dal Farra Noi Mai in Vacanza. Ponte nelle Alpi, investimenti per 5 milioni di euro, fermi gli scaglioni di IMO ed IRPEF. Longarone, bilancio garantito per altri 5 anni con la proroga dei contributi fusione. Notizia adesso da Pieve di Cadore, telemedicina per i soccorsi in rifugio. Dal Faloria è partito l'esperimento per dotare i locali in quota di un sistema che garantisca tempestività in caso di malori. Il progetto prevede che i gestori siano opportunamente formati per poi comunicare da remoto con il medico. Tambre, lo avete sentito, notizia che ha avuto un richiamo dalla prima pagina di questa edizione del Gazzettino di Belluno, siamo a pagina 11, bracconiere arrestato, i cacciatori danni a tutti, ora paghi. Il 67enne fermato a Tambre martedì era recidivo. Agordo, record di 40.000 presenze in piscina e divertimento con il nuovo gonfiabile. E ancora a Cortina d'Ampezzo i tributi fruttano 17 milioni di euro. Solo l'IMU sulle seconde case garantisce un gettito di 12 milioni di euro su un bilancio 2024 che ne conta oltre 60. Piscina, stazione e vertiporto nel piano delle opere pubbliche. Lo stallo sulla pista da bob, De Zanna, mettiamo fine all'incubo. Comelico, Cadore, la neve e il caldo tradiscono, cadute e scontri sulle piste, 80 sciatori soccorsi in 48 ore e ieri paura per una dodicenne che aveva sbattuto la testa dopo essere scivolata sul ghiaccio a Comelico Superiore. Una brutta notizia invece per il mondo dei cori, il coro Cortina si scioglie alla soglia dei 60 anni di attività, sempre meno voci fino all'annuncio di ieri dello stop definitivo.
Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi, addentriamoci nelle notizie riferite al territorio bellunese. La prima la troviamo a pagina 17. Contro il dissesto oltre 60 interventi, abbiamo investito decine di milioni di euro. L'assessore Bottacin fa il punto del 2023 e tira le somme del post Vaia, che ha visto opere per oltre 637 milioni di euro. L'approfondimento l'abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino. Confedilizia guarda già al 2024, Vigne, 5 domande al governo, il presidente provinciale si sofferma sugli affitti non residenziali, basta con regole ormai datate, introduciamo la cedolare secca, servono più tutele per i proprietari con tempi certi per entrare in possesso del bene in caso di morosità. Telemedicina nei rifugi alpini, è partita la sperimentazione, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Siamo invece a pagina 19, giustizia, sarà un'altra donna a guidare il tribunale di Francesco Favorita. La prima in graduatoria è il magistrato al lavoro a Rovigo, principale alternativa la trevigiana De Stefani, poi Giacomelli. Notizia di spalle, l'emergenza, manca il personale, il giudice di pace ha aperto solo 3 giorni. E ancora Trantole e Casoni, schianto sulla regionale 204, 3 feriti e traffico paralizzato. Ballano 8 milioni di euro, truffa GD Consulting, il Consiglio di Stato dà ragione ai bellunesi. E continuiamo con pagina 20, cibo e benessere, lo sci cambia pelle, 7 giorni sulla neve quest'anno costeranno il 7,7% in più di un anno fa, ma ci sono servizi saliti di oltre il 25% in 2 anni. Lo scenario, un super capodanno per alberghi e bed and breakfast, montagna bellunese verso il tutto esaurito, italiani ma anche tanti stranieri da Cortina fino ad Arabba, bene anche il Comelico, manca la neve, ma la gente arriva. Dolomiti UNESCO, vademecum per influencer che promuovono le terre alte. La fondazione punta a una frequentazione autentica e prudente, sarà realizzato un catalogo con le buone pratiche da seguire. Siamo a pagina 22, sempre più caldo in provincia, Arpa va più 1,5 gradi rispetto alla media, ad Araba, Oronzo, Caprile e Santo Stefano è piovuto più del normale, da segnalare i forti venti di Föhn e le temperature record di agosto e dicembre. Consiglio comunale, un nuovo regolamento per i 2 musei civici, notizia che interessa in questo caso il capoluogo bellunese, e ancora dal comune 4.650 euro a chi si occupa di sociale, notizia che interessa sempre il comune di Belluno. Passiamo invece a Feltre con pagina 23, messo in vendita Palazzo Sasio e la casa dell'ANA e della scuola Sandi. Preoccupata l'opposizione, è una sede molto apprezzata, l'assessore Bona con la sua posizione ha più mercato. L'incidente, scontro auto-furgone, ragazza ferita a un polso, il fatto è avvenuto in Viale Pedavena. E ancora edifici religiosi, nessuna parrocchia ha chiesto contributi. Nessuna parrocchia ha presentato domanda per accedere al contributo di 9.000 euro che il comune di Feltre destina ogni anno come aiuto a interventi che riguardano chiese e altri edifici religiosi. Pagina 24, intrusioni all'ecocentro, arrivano le telecamere, tecnici a lavoro per montare i dispositivi di sorveglianza, registrati diversi abbandoni di rifiuti nella zona di accesso, notizia che interessa sempre Feltre. Altre 2 notizie da Feltre, progetti di area vasta con l'avanzo di gestione della tassa di soggiorno. Enala Sport Villaga, giovani fondisti crescono al via il corso natalizio su un anello di Pradelmoro, anello in questo caso di sci di fondo. Notizia da Cesio Maggiore, rette più alte in casa di riposo, i posti letto salgono a 47, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. San Gregorio nelle Alpi, ci sono 21.000 euro per sostenere le attività economiche, una bella notizia che arriva dal comune di San Gregorio nelle Alpi. Lamon, fatto di cronaca giudiziaria, perseguita la ex e il figlio, divieto di avvicinamento per un padre di famiglia. E ancora da Cesio Maggiore si cerca un conducente di macchine operatrici. Tutte le informazioni le potete trovare sul sito dell'Unione Montana Feltrina. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio alla tragedia che ha colpito la caserma dei carabinieri di Longarone. Infarto mentre lavora in caserma, muore il carabiniere bellunese. Alessandro D'Alfonso aveva 52 anni e operava da sempre a Longarone. Mercoledì sera si è accasciato durante la stesura di alcuni atti al computer.
Ponte nelle Alpi, opere pubbliche per 5 milioni nel DUP 2024, minoranza critica e ancora siamo a Livinallongo, pericolo di caduta di neve e ghiaccio, mettete in sicurezza l'ex albergo Pieve. Ordine del comune ai proprietari della struttura chiusa da anni, già nel 2020 si sfiorò la tragedia per via dei paraneve inadatti. Sospirolo, topicida nel suo cortile, attivista per gli animali presenta una denuncia. E ancora Limana Municipium, attivata l'app del comune Segat Servizio in più. Notizie da Cortina, vigilanza olimpica, servono 1117 letti, appello del prefetto agli albergatori, notizia di cui abbiamo già dato spazio leggendo quella che abbiamo trovato sull'edizione del Gazzettino di Belluno. Invece, sempre in merito alle Olimpiadi, Lorenzi, sindaco del comune, rischiamo il default per le garanzie sulle Olimpiadi. In consiglio l'uscita del sindaco che risponde al predecessore Ghedina, già partiti una lettera a più firme al governo perché si accolli i futuri debiti. Pieve di Cadore, Manusci e cittadini, costruiamo insieme la TAI del futuro. Questo è l'appello lanciato dalla sindaca Manusci. L'amministrazione annuncia il nuovo piano programmatico, presto un incontro per raccogliere i vari suggerimenti. Comelico Superiore cade sul ghiaccio e batte la testa, 12enne in ospedale. E ancora Pieve di Cadore, una pergamena dal comune al bodybuilder Davide Minuzzo. Santo Stefano, Galleria del Comelico, confermato per aprire l'avvio del cantiere. Dalla rubrica Cultura e Società, il concerto del 1 maggio alla Fenice, siamo a Venezia, Capodanno porta una sorpresa, tra Verdi e Puccini c'è anche Carosello, Fabio Luisi dirige solisti Buratto e Sartori, al tradizionale programma si aggiunge un inedito omaggio ai 70 anni della RAI. E dalla rubrica Giorno e Notte, Belluno, martedì 2 gennaio alle 18:30, il gran concerto e poi il cenone Cibo per l'anima e per il corpo. L'orchestra sinfonica di Torboli e Cassetta suonerà Grieg, Sibelius e Strauss. Dopo l'esibizione al Teatro Buzzati, buffet con il Dolomier e gran finale al Moretto. Francesca Bortoluzzi, l'intenzione è che questo evento diventi tradizione. E adesso le pagine sportive, siamo a pagina 34 del Corriere delle Alpi, calcio Serie D. Dolomiti, Iabrè lavora da sedico, oggi il test contro il Cavarzano, il centrocampista potrebbe guardare dalla panchina la sfida delle ore 16, non ho fretta ma il recupero procede alla grande. La squadra sta facendo bene. Eccellenza femminile, parliamo sempre di calcio, Master 2023 da 30 gol, il grande rammarico e la finale persa ai rigori. E ancora pallavolo Serie 3, Bristotte, il Belluno ha potenziale, deve dimostrarlo. Hockey Alps League, l'Acedelli illude il Cortina, poi il poker del Bregenzwald, 1-4 il risultato finale. Sempre per il mondo dell'hockey, ottavi di Coppa Italia, Feltre arriva al Bressanone, in palio il pass per i quarti. E terminiamo con le previsioni del tempo per quanto riguarda il Veneto e la giornata di domani. Sulle zone montane da poco a parzialmente nuvolose, in pianura parziali schiarite soprattutto a cavallo delle ore centrali, alternate ad annuvolamenti. Precipitazioni assenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno, l'ultima edicola Belluno, per quanto riguarda il 2023. Da Radio ABM vi auguriamo davvero un felice anno nuovo. Noi ovviamente ci rivedremo, ci riascolteremo martedì 2 gennaio 2024 con l'inizio di un nuovo anno, sempre ovviamente in compagnia di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Ancora a tutti un buon anno.